a Eraclea ne aspetterebbero 13, tutti quelli che abbiamo attualmente sono circa 250, sono tutti in più che noi stiamo ospitando per conto di altri. Eraclea è invasa dai migranti da tempo in attesa di trasferimento all'ex caserma Caturcata, ma in quell'edificio servono lavori e ecco il conto presentato al primo cittadino, 40.000 euro per renderla agibile. Troppi soldi che andrebbero sottratti ai servizi ai cittadini eracleensi e così è arrivato lo stop del sindaco. Ho deciso a malincuore di dare ascolto ai miei cittadini e di non proseguire i lavori dell'ex caserma. Quando avrò garanzie che solo 160 profughi potranno essere ospitati a Caturcata, che verranno allontanati definitivamente da Eraclea Mare, allora riprenderemo i lavori. Tanta rabbia e frustrazione e primo cittadino di Eraclea chiama i suoi colleghi all'azione con il flash mob 13 di noi, appuntamento per giovedì mattina. A un mese esatto dall'arrivo dei profughi, dal primo arrivo dei profughi, partiremo da Eraclea simbolicamente e attraverseremo tutti i comuni che ci separano da Venezia, sosteremo nelle piazze principali di questo comune per poi raggiungere Piazzale Roma, da questo raggiungere prima il Palazzo del Consiglio regionale e poi il palazzo della sede della prefettura. Intanto i sindaci dell'Anci Veneto si sono riuniti a Treviso per studiare la situazione, servono risposte in tempi rapidi. Siamo a più di 4.000, siamo circa 4.300, anche se noi non sappiamo più quali sono i numeri reali, perché ormai questo flusso di comunicazioni si è interrotto, i prefetti non ci danno più gli aggiornamenti. Il Veneto era accusato di non rispettare le quote, adesso ci siamo, temo che però alzeranno nuovamente le quote. Nel frattempo, nella notte, militanti di Casa Pound Veneto hanno affisso uno striscione a Portogruaro alla rotonda degli Alpini per protestare contro gli ulteriori arrivi di clandestini ora ospitati nella palestra dell'Istituto Luzzato. Dal lab regionale all'uso delle caserme in funzione fino al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, tante le proposte messe sul tavolo dall'Anci. Abbiamo anche detto troviamo una soluzione condivisa, coinvolgendo anche la Regione in questo, nel senso che ci sono diverse istituzioni, troviamo la soluzione maggiormente condivisa.